E la telefonata della vita, ma non se l'è potuta godere Monsignor Claudio Cipolla, perché il 28 gennaio scorso alle 19:30 circa dall'altra parte del telefono c'era niente meno che Papa Francesco. Papa Bergoglio ha chiamato il vescovo di Padova per esortarlo ad essere forte in questo momento così difficile. Ogni riferimento è ovvio: lo scandalo delle orge in canonica che ha travolto la curia, la vicenda di Don Andrea Contini, il giro diamanti, i video hard, le auto di lusso, il ventilato coinvolgimento di molte altre donne. A un certo punto Monsignor Cipolla ha dovuto cedere e ha convocato la stampa. Una dichiarazione aperta, ma nessuna domanda alla fine. Il capo della curia padovana entra anche nei dettagli. Nei mesi di dicembre e gennaio la situazione è esplosa, anche se avevamo già fatto passi in precedenza. Abbiamo ricevuto delle segnalazioni inizialmente anonime, nel senso che chi le portava aveva disagio a dichiararsi, ma è stato sollecitato a portare una memoria scritta. In questi casi, infatti, diventa fondamentale tutelare la riservatezza, ma anche verificare l'attendibilità e collaborare nell'assunzione di responsabilità personali su quanto si afferma. Tali segnalazioni si sono concretizzate con un atto scritto e autografato, una a fine maggio e un'altra a metà ottobre. Da qui è partita l'indagine previa e dopo la deposizione al Tribunale Ecclesiastico a queste persone, visto che si ritenevano vittime di reati, è stato consigliato da noi stessi di rivolgersi direttamente alla magistratura. Sono incredulo e sofferente, ma ho preso atto e sto agendo perché, come ho già detto nella lettera indirizzata alle comunità cristiane della diocesi di Padova, anche se penalmente non ci fosse rilevanza, canonicamente, cioè secondo le regole che come Chiesa ci siamo dati, siamo in dovere di prendere provvedimenti disciplinari, perché non possiamo accettare fraintendimenti. Le conclusioni alle quali sono arrivato mi fanno soffrire, ma so che sono necessarie. Non sono provocate dal clamore mediatico, ma da verifiche dirette. Se per quanto riguarda l'indagine sui reati attribuiti a Don Andrea Contini, la competenza è passata alla magistratura e non potrebbe essere diversamente, e noi stessi restiamo in attesa dei suoi risultati, purtroppo abbiamo maturato la certezza di sue gravi responsabilità morali. Si tratta di comportamenti inaccettabili per un prete, per un cristiano e anche per un uomo. Prendiamo assoluta distanza da qualsiasi condivisione o giustificazione di quanto è stato vissuto. Sono intollerabili semplicemente. Questi comportamenti morali sono stati ammessi di fronte a me, al Vicario Generale e al Tribunale Ecclesiastico soltanto in questi giorni. E se per Don Roberto Cavazzana il giudizio è sospeso in attesa di eventuali responsabilità penali che per ora sono da accertare, e se per ora viene escluso il coinvolgimento di altri prelati, nessuno sconto per Don Contini, che di fatto viene allontanato dalla Chiesa. Il comportamento di Don Andrea, peraltro stimato in parrocchia per le sue indicazioni pastorali e per le sue riflessioni spirituali, è stato in totale contrasto con gli impegni che si è assunto con la Chiesa. Ha scelto, o forse più opportunamente, diciamo che si è trovato, è caduto in una situazione di non comunione con il Signore e con la Chiesa. Il suo stile di vita non è stato consono con gli obblighi di un prete. Il contrasto tra lo stato clericale e lo stile di vita è così grave e profondo da rendere Don Andrea non idoneo ad esercitare il ministero. Inoltre, la sua figura è stata talmente compromessa da non poter essere ripresentata, anche in presenza di un suo sincero pentimento, ad alcuna comunità. Per questi motivi, ricordate la bisnonna e i sentimenti della bisnonna che ho citato prima, vi comunico che per Don Andrea abbiamo aperto la procedura per la sospensione a divinis, in attesa di approfondire i termini che possono portare alla dimissione dallo stato clericale.